Ha già sentito Rachele Scarpa in questi giorni? No, non ho ancora ricevuto telefonata da parte sua. Ed Enrico Letta? Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte sua. Né Rachele Scarpa né Enrico Letta hanno alzato il telefono dopo l'annuncio dei candidati Dem e le polemiche che ne sono seguite. Il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi e la sua segreteria sono stati scavalcati sia con la scelta della giovane candidata come capolista alla Camera che con i paracadutati dall'esterno. Dopo alcuni giorni di riflessione, Zorzi ha deciso di accettare comunque la sua candidatura nel collegio uninominale per la Camera Castelfranco Montebelluna, annunciando di essere però disponibile a dimettersi da segretario qualora la direzione del partito, convocata per martedì, lo chiedesse. Si aprirà il dibattito, dopodiché se la direzione lo riterrà io sarò pronto a fare comunque un passo indietro, così come tutta la segreteria provinciale. Scarpa non era nella rosa di nomi sottoposti al regionale e al nazionale, le erano stati preferiti i profili di sindaci e amministratori giudicati più rappresentativi ed esperti. La scelta di Enrico Letta è stata diversa e questo rappresenta chiaramente un fatto molto grave. Noi prendiamo atto sapendo però che come è stato fatto questo passaggio non ci va bene. Un'imposizione di questo tipo chiaramente ha suscitato un malessere profondo nel nostro partito. Dopo il 25 di settembre si aprirà qui da noi, così come in altri territori, una fase di discussione seria e franca su quello che sono i meccanismi di funzionamento del partito e di riconoscimento del lavoro dei territori. E da chiarire ci sarà anche il rapporto tra il provinciale e la segreteria comunale del capoluogo, visto che Giovanni Tonella ha appoggiato con una lettera la candidatura di Scarpa. Ora però, dice Zorzi, la priorità dei Dem è giocare al proprio meglio la non facile partita elettorale e così lui stesso farà da candidato. Quindi noi ce la giochiamo a testa alta, con determinazione e sapendo che da parte nostra ci sarà il massimo impegno.